Bene amici, ben ritrovati, finalmente, tantissimo tempo, è passato praticamente più di un mese, perché l'ultima diretta che abbiamo fatto, che ha fatto Salotto Rosso Blu, risale appunto al 6 di aprile, il giorno del compleanno di Salotto Rosso Blu. Visibilmente emozionato anche perché, come avete visto, stiamo utilizzando tutta un'altra struttura, un'altra piattaforma che ci consente comunque di avere, questo devo dirlo, massimo 6 persone nello stesso momento e nella camera in stand-by non più di 10. Quindi, casomai, se cercate, provate a non affollarla subito, anche perché avevo sicuramente, sicuramente la scaletta prevedeva di incominciare, siamo già tantissimi comunque, nonostante comunque le situazioni, nonostante le problematiche, ahimè, di questo periodo. Mettiamo anche il logo, meraviglioso. Questo è un programma, appunto, come sapete, si chiama StreamYard. Vi risaluto tutti, vediamo un po' i commenti, siete già tantissimi, fa veramente piacere che ci siate. No, non si vede niente, non credo assolutamente. Non si vede, nel senso che probabilmente c'era il logo. Comunque, Sergio, da Facebook stai tranquillo che ho le spunte, quindi sta andando sia su Salotto che sia su gruppo che pagina Salotto Rosso Blu. Ringrazio anche Sardegna Rosso Blu, ringrazio Effetto Serra, ringrazio tutti coloro che si prodigano nel condividere appunto la diretta. Allora iniziamo anche con i saluti, poi leggerò come sempre il disclaimer. Dunque, vediamo un attimino, c'è Gianluca Lucci, Lisa Muntoni, Sergio Frau, Giovanni Antonio Ottanda, Manuel Zazzu, dunque Anna Claudia Pinna, Polo si entra, buonanotte. Se adesso mi metto a fare le spiegazioni, mamma mia, ho mandato un video esplicativo per capire tutto quanto, ok? Allora, se comunque, che sia chiaro, se è una persona che casomai è stata bloccata dal sistema, non c'è verso di entrare in video, quindi sappiatelo anche questo, c'è proprio un filtro, è Facebook che crea direttamente il filtro. Giovanna Rigano, ciao. Manuel Zazzu, a me non mi fa entrare. Ragazzi, è semplicemente una questione anche di provare le prime volte, non è difficile, gli altri sono già entrati, infatti vedo già Giovanni, Giovanni, lo conosciamo tutti come Roger Di Salvo, lo facciamo entrare subito. Buonasera, ciao a tutti. Ciao carissimo, buonasera. Come stai? Eccoti qua. Infatti questa è la dimostrazione, la prova provata che lui ci è riuscito. E ho anche in stand-by Marco Falqui, che sicuramente mi sta guardando, lo saluto perché io lo vedo qua dalla finestrella, e Stefano Scarlatta. Gianca, quindi, posso dare un piccolo consiglio? Sì. Allora, copiate il link e riversatelo su Google, sulla barra di Google. Ok? Soprattutto quelli che hanno un Mac, come me. Allora, è semplice. Poi, tra l'altro, devi fare, quando fai così, lo rischiacci ancora e ti dice naviga, o sbaglio? Esatto. Cliccate su naviga. Stiamo parlando sempre di dispositivi mobili, quindi di touchscreen, e funziona alla grande. Invece, appunto, la prova provata è che, insomma, ci sei riuscito tu, ci è riuscito Marco Falqui che è in attesa, Stefano Scarlatta, Johnny Maccione, buonasera a tutti. Allora vi risaluto tutti, non posso farlo tutti, però datemi solo un secondo perché devo assolutamente leggere, come sapete, il disclaimer. Allora, disclaimer: si rende noto che, ai sensi del decreto legge numero 14 del 20 febbraio 2017, cosiddetto DASPO Web, tutti coloro che interverranno alla diretta risponderanno personalmente del contenuto espresso, verbale, gestuale o in forma scritta, sollevando da ogni responsabilità conduttori e amministratori delle pagine e gruppi gestiti dai suddetti. Si rammenta altresì che i commenti a sfondo razziale, territoriale e comunque discriminatorio verranno immediatamente cancellati. Questo messaggio all'approvazione degli amministratori di pagine e gruppo Salotto Rosso Blu. Torniamo un po' di caos. Eccolo qua, perfetto. Allora, io ho tantissima altra gente, vediamo un pochino. E giustamente abbiamo Gibi Marongiussan e Lino Strina. Grande Lino. Buonasera a tutti amici, buonasera. Max Panda già pronto, perfetto. Quindi vuol dire che tutto sta funzionando bene. Gibi, Lino, non inizia a farmi venire il mal di mare. Io non lo posso fare anche se no mi gira il computer. Ok. Bene, allora ragazzi, benvenuti, bentornati a tutti.
voi li conoscete già tutti, sono gli amministratori. Manca, ahimè, Maria Cristina Podda, perché all'ultimo mi ha detto non riesco a intervenire perché ho la telecamera che non mi va, quindi probabilmente un problema tecnico finale, come sempre la sfiga quando è che ci si deve mettere alla fine. Comunque va bene così. Allora, tanto Maria Cristina comunque è in remoto che ci segue sicuramente. Vediamo anche i commenti. Dunque, poi dopo facciamo un esperimento, nel senso che c'è la possibilità di condividere il video proprio dal Corriere dello Sport. Lino, incomincia tu. Allora, stasera dobbiamo parlare un attimo degli scenari che si possono prospettare. Io sono sicuro che ti sei preparato. No, non ti... ad abbraccio, ok. Sì. Poi diamo spazio a tutti gli altri, ovviamente. Ah, ecco, a posto. Ci manchi tu, Roger? Non lo so. Lino, inizia tu. Scenari? Dai. Gli scenari? Sì. Quello che può succedere, quello che stanno provando a combinare fra il governo, la Federcalcio, eccetera, eccetera. È un po' una situazione, la so, che praticamente il 2 di agosto sarebbe la 39esima giornata. Una figata. Bellissimo. No, Lino, a me viene a sorridere, al di là che poi uno piace il calcio, per carità si spinga anche per riprendere tutte queste cose qua, però è una questione anche di passione, quello che vuoi. Viene a sorridere perché sinceramente non so come si possa arrivare a vedere una 39esima giornata di campionato il 2 di agosto, insomma. esatto. Fa sorridere, cioè se pensiamo che in altri anni mancavano praticamente a quella data lì, mancavano intorno ai 10 giorni a riniziare o comunque a entrare già in un clima precampionato, qualcuno iniziava già i preliminari, ecco che invece ci troviamo che in quella data assisteremo forse alla fine del campionato. Oltretutto non so quanto sinceramente si possa spingere anche da un punto di vista atletico, da un punto di vista anche a livello di prestazioni. Oltretutto poi sarà comunque da monitorare la situazione riguardo tamponi, contagi, insomma. Non dimentichiamoci che siamo nel bel mezzo di una situazione un pochino particolare. Insomma, però Lino, a quanto pare praticamente la tendenza è quella di comunque far incominciare a far allenare i ragazzi, far allenare la squadra al 18 di maggio, ma tutti insieme, cioè non più singolarmente. Ecco, questo è già una cosa, presumo, importante. Guarda, sì, la tendenza è quella. Io qualche giorno fa mi è capitato un po' sfogliando nei vari social e comunque sia nei vari siti che in questo periodo stanno tentando attraverso il web di fare dirette dove si parla appunto dell'aspetto anche legato a un approccio a una ripresa. La cosa che mi ha lasciato un po' tra virgolette perplesso, che mi ha fatto riflettere, è che quasi tutti i preparatori atletici e fisici sono concordi nel fatto che sarà difficile capire quale può essere la strada giusta in questo momento. Perché abbiamo assistito a una fermata forzata, quindi non c'è stato il consueto periodo di assestamento, ma c'è stata proprio un'interruzione. E in questo momento non si sa neanche, visto i tempi ristretti, quale può essere la migliore strategia anche da adottare per rimettere subito riferimento a quello che si chiama l'allenamento nascosto, no? Quanto di fatto i giocatori durante questo periodo hanno lavorato, quanto di fatto hanno tenuto in considerazione quella che è la loro alimentazione
quanto è stato fatto a livello psicologico per rimanere comunque un attimino sul pezzo, nonostante la situazione è quella che è. Da un punto di vista tecnico, probabilmente, così come qualsiasi allenatore, credo che si punterà subito a creare quell'ambiente e quella qualità di allenamento che favorisca il collettivo, perché comunque si andrà soprattutto a lavorare ai fini di quella che è la competizione, cioè ai fini di quella che è la gara, tralasciando magari un po' di più l'aspetto atletico, anche se poi si tenderà sotto questo punto di vista a lavorare molto con piani individuali. Sarà molto importante il turnover per le rose che avranno la possibilità di poter attingere dal turnover. E insomma, diciamo che sarà una situazione tutta in divenire, perché comunque anche gli addetti ai lavori tendenzialmente ti dicono non è mai successa una cosa del genere, quindi non sappiamo cosa ci possiamo aspettare. Allora, intanto io vedo che sono già collegati Gianluca Locci, Alberto Carta, Luca Porceddu e anche Stefano Scarlatta. Allora, poi piano piano vi faccio entrare, quindi che sia chiaro, rimanete comunque nella room, chiamiamola così, in modo che comunque piano piano, anche perché, ripeto, più di 6 non ne fa entrare, quindi potrei aggiungerne uno, però io ci tenevo veramente a fare questo cappello introduttivo con gli altri amministratori. Passiamo la parola a Gibi. Gibi, tu cosa pensi di quello che ha detto Lino? Come la vedi? Te l'hai ripreparata. Mamma mia. Guarda, penso... anche Roger, però la tua è più bella in effetti. Oddio, non trovo più il commento da levare, come devo fare? Aiuto, va bene, mettiamo un altro. Okay. Dimmi, la cosa che mi preoccupa non è tanto la ripresa a porte chiuse degli allenamenti, perché ovviamente è come se avessero fatto una pausa estiva, perché 2 mesi chi ha fatto calcio può confermare, o comunque qualsiasi altro sport, una programmazione con obiettivi di un certo tipo, poi torni, non dico che torni a zero, ma poco ci manca. Ma la cosa che più mi preoccupa di tutto è il fatto che anche riprendendo ci sarebbero delle società comunque sia che avrebbero delle carte in meno da giocare. Vedi per esempio la Fiorentina, che adesso ha subito un nuovo contagio, la Sampdoria, ho visto anche in Europa che ci sono stati nuovi contagi, ma volendola generalizzare, anche in Sardegna ieri ci sono stati 6 nuovi contagi, quindi è una curva che non puoi prevedere, quella dei contagi. Ahimè sarà veramente dura parlare di spettacolo, perché credo che sia una forzatura solo e esclusivamente economica. Roger, eccomi qua. Eccoti qui. Insomma, la situazione non è delle più rose, però comunque noi tutti quanti abbiamo voglia di vedere di campionato. Che succede? Gibi si è allontanato. Però, fermo restando che sono situazioni che mancavano gli occhi, giustamente. Esatto. E anche come te, Roger. Beato Lino. Comunque, situazioni che noi non possiamo comunque trascurare e tralasciare, perché purtroppo, ahimè, abbiamo visto che danni ha già fatto questo coronavirus. Roger, però vedremo un altro calcio. Cosa ne pensi? Allora, guarda, io voglio riallacciarmi a Lino, allora, perché comunque la preparazione è fondamentale, ma nello stesso tempo comunque i carichi non saranno completamente diversi. Poi situazioni anche legate alla rosa, giustamente come accennava Gibi, sai, 6 contagiati là, 3 là, 2 su, 2 giù. Io parlo di campionato italiano, dunque ci saranno squadre anche decimate, dunque probabilmente sarà proprio voler chiudere un campionato proprio dal punto di vista economico più che altro. Io non lo so, guarda, francamente non lo so, e poi è una situazione veramente molto difficile. Poi a porte chiuse, a porte aperte, non si capisce nulla. Avevano anche ipotizzato di finire questo campionato al sud, perché comunque abbiamo dei contagi prossimi allo 0, però è una situazione molto difficile, ragazzi.
E poi il caldo, insomma, giocare con 33-34 gradi è... Mamma mia. C'è una domanda di Luca Seggi, in cui casomai iniziamo a tornare un pochino le presenze. Intanto farei entrare sicuramente, perché poi ci conosciamo, noi ci conosciamo con lui, l'avete riconosciuto, è Gianluca Locci, ci tenevo a inserirlo. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Un attimo di pazienza agli altri, piano turniamo, anche perché mi sa che Lino aveva anche un pochino di fretta, una roba simile, o sbaglio? Esatto, eccola. Bene, c'è una domanda. Aspetta, ma se riparte il campionato, con chi ripartiamo la SPAL? La SPAL, punto di domanda. Non lo so. Non ricordo. La domanda per me Aspetta, Gianluca, che dici? Ho detto, la domanda è per me o per tutti? Un po' tutti, chi lo sa, perché okay. Dovrebbe essere la 27esima giornata, la prima che dovremmo rifare. In teoria la prima dovremmo giocare contro la SPAL, poi la successiva è il recupero con l'Hellas. Esatto. Con l'Hellas, non vado a... Io, Lino, se vuoi ti stacco, ti ringrazio, così casomai incomincio a inserire i nostri amici che scalpitano. Assolutamente sì. Grazie di cuore. Così riesci a salvare i stasera. Ciao Lino. Brutto. Grazie, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, Lino. Grazie. Ciao. Allora, per un Lino che ci lascia, io inserirei veloce Stefano Scarlatta, che c'è dall'inizio. Ok? Eccoti qua. Lino, allora, eccoti qua. La domanda che volevo fare a Lino a questo punto la faccio a Roger. Ma se dovesse riprendere e malauguratamente presentarsi un discorso di contagio, cosa succede? È vero, guarda, è quello che mi chiedo anch'io. Che cosa succede? Mettono in quarantena un'intera rosa? Perché comunque tu considera questo, che allora sono 3 giocatori della Fiorentina, mi sembra, e 3 forse dello staff medico o comunque magazziniere, non ricordo. I 3 giocatori adesso devono essere fermi almeno 15 giorni, no? Sì. E tutti gli altri? Non solo, ma poi, ripeto, se blocchi una rosa, è vero che hanno detto che nel caso di contagi avrebbero stoppato definitivamente, però a questo punto perché rischiare, visto che comunque, ripeto, è un discorso di curve imprevedibili. Esatto. Guarda, dipendesse da me, io chiuderei qua il campionato, ragazzi. Sono d'accordo. Qua si riprende poi a settembre, anche perché ci sono, guarda, apro proprio una parentesi piccola che è Extra Sport. Noi abbiamo dei contagi ormai bassissimi, specialmente al sud. E poi, questa non è polemica, ve lo giuro, noi più che un vaccino abbiamo bisogno di un farmaco, perché comunque il vaccino non può rincorrere praticamente la metamorfosi di un virus. Comunque, io sono più per un farmaco. Chiudo questa, anche perché non sono né virologo, non sono nessuno. No, ma il contesto è giusto, è questo. Non capiamo nemmeno se col cambio delle temperature realmente poi si venga a ripresentare. Perché comunque si sta trasformando. Questo è un virus che si sta trasformando, chissà come si sta trasformando. Potrebbe essere una parabola discendente, potrebbe essere un altro virus. Non lo so, io chiuderei qua il campionato. Anche perché comunque torniamo sempre a dire la stessa cosa, che è un virus mutageno, quindi non si sa mai che cosa caspita abbia in serbo questo virus. Speriamo niente, ovviamente, speriamo veramente. Gianca, posso intervenire un attimo? Certo Gianluca, la trasmissione no, vabbè, io volevo soprattutto ricollegarmi a quello che ha detto Roger e rispondere a Gibi. Io adotterei più che altro quello, se si deve ripartire, quello che hanno deciso in Germania per ripartire, ossia la Bundesliga, ossia si fanno i tamponi a tutti i giocatori e coloro che sono positivi vengono messi in quarantena. Viene evitato la curva, come dice Roger. A questo punto meglio chiudere il campionato così come ha fatto la Lega C, che ha già fatto le promozioni in Serie B, vedi Monza e le altre squadre, e si aspetta e si fa la preparazione al nuovo campionato 2020-2021.
senza giocare alle alte temperature, come stava ricordando anche Roger. Bene Gianluca, esatto. Perdonatemi solo un secondo perché devo salutare doverosamente Luca Porceddu di Abruzzo Rosso Blu e Stefano Scarlatti appena giunti. Ciao Stefano. Ciao Luca. Veramente grazie di essere qua, soprattutto a Stefano, perché tanto gli altri sono degli aficionados, quindi mi sono anche un po' stufato di vederli. No, scherzo. No, per carità di Dio, non me ne vogliate. Lo sapete che io faccio anche un po' da showman, no? Come si suol dire, questo bel parolone magico, vabbè. Luca, come stai prima di tutto? Diamo un attimo la parola a Luca, giustamente. Tutto bene, grazie ragazzi, un saluto a tutti. Grazie. La butto subito lì, sono d'accordo sia con Roger che con Gibby, per me va fermato qua, anzi forse andava fermato pure prima. È una forzatura incredibile, stanno cercando in tutti i modi di farlo ripartire, ma solamente per una questione di soldi. I presidenti delle società non vogliono perdere i diritti televisivi, è tutto un giro che riporta solamente ai soldi, quindi è assurdo portare avanti una cosa del genere avendo contagiati ogni giorno anche nelle squadre. Quindi sarebbe, qualcuno ha detto prima, si riparte dopo 2 mesi come se fosse una sosta dopo il campionato, si riparte dalla preparazione estiva e soprattutto noi abbiamo un altro grosso handicap, abbiamo un allenatore nuovo che non conosce la squadra perché ha fatto un allenamento solo, quindi sarebbe ancora peggio per noi. Perdonatemi solo un attimo perché qualcuno sta avendo problemi per entrare. Allora, dunque, sappiate questo, io ho già 6 persone, ne ho in stand-by 1, 2, probabilmente c'è qualcun altro ancora in stand-by, no, con me siamo 9, quindi probabilmente il sistema vi sta bloccando perché sono troppi gli ingressi, nel senso che 6 sono a video, 4 devono stare in stand-by, non di più, anzi 3, perché ci sono anch'io compreso, quindi insomma non vi preoccupate, tanto piano piano facciamo parlare tutti. Intanto volevo salutare Stefano Scarlatta, dargli la parola e sentire un attimo che cosa pensi tu anche perché è la tua prima volta, quindi voglio dire onori e tributi, per carità, alle new entry. Prego Stefano. Ciao Gennaro e buonasera a tutti. No, Gennaro. Niente, io sono d'accordo. Avevo detto ciao Gennaro. Bravo, sono freddi, in questo momento poi, sono... Sì, ma poi non, cioè, come diceva anche Luca Porceddu, che appunto che Zenga non conosce ancora la squadra, quindi ci vuole del tempo per poter sistemare il tutto, schemi eccetera. Mi sa che il discorso è unanime qua, siamo un attimo più o meno tutti quanti d'accordo. Aggiungerei un campionato per giocarsi ad agosto. Esatto. Quindi anche preparare questa situazione, insomma, è tutta una veramente voler forzare a tutti i costi la ripresa.
Assolutamente. Io vedo Ragazzi, ma tutti questi discorsi si sta forzando, non si sta forzando. Qua bisogna riprendere a vivere. Bisogna. Allora, Roger ha detto una cosa. Roger, vero? Così, sì, Roger Giovanni, chiamami come Giovanni, con le cuffie. Ha detto una cosa giustissima. Poi, sempre io sono quello un po' eversivo. Ha detto che c'è bisogno del farmaco. I medici, non i medici dicono che questo virus si sta curando con i farmaci. Lo dicevano anche a gennaio, Antonello, perdonami. Lo dicevano anche a gennaio che non sarebbe arrivato nulla qua. Lo dicevano in tempi non sospetti a gennaio, non sarebbe arrivato niente qui, Antonello. No, aspetta, stiamo parlando di due cose diverse. Stiamo parlando di 2 mesi e mezzo fa, è stato preso in una maniera. Adesso li stanno curando a casa. Le terapie intensive sono quasi tutte vuote. Diciamo le cose come stanno. Ascoltiamo i medici, non ascoltiamo i vari TG. I vari TG contagiati però. Aspetta, una cosa è contagiato, una cosa malato, sono 2 cose diverse. Allora, i giocatori che io sono convinto di averlo passato e di non essere nemmeno accorto, perché non cioè, cerchiamo di capirci, qua non si riparte più, anche le attività normali. Poi tutti gli altri discorsi, i giocatori sono pagati per adeguarsi anche a giocare a giugno, luglio, agosto, quello che sarà. Non è che adesso si deve fermare il mondo, qua bisogna andare avanti con la vita, altrimenti questa cosa vale per tutti. Non è che io che vado a lavoro posso rischiare, i giocatori non possono rischiare, chi lavora in farmacia deve rischiare. Cioè, il conto è lavoro e sono d'accordo con te, ma il calcio è uno sport, non stiamo parlando di... No, il calcio è un lavoro, è la terza azienda in Italia, ma non è per introiti. Non è indispensabile. Non è indispensabile per la nostra vita, quindi non è indispensabile, io voglio lavorare, ma non mi interessa niente se i giocatori non giocano a calcio, non c'entra niente. Luca, cercate di capirvi però, cercate di capirvi. Luca, se mi fai finire il calcio, è la terza azienda per introiti in Italia, quindi non diciamo che non c'entra nulla. Come il mio lavoro conta per me, perché io sono 2 mesi che sono fermo, conta anche per l'Italia, per lo Stato italiano. Il calcio è un introito. Quindi, cioè, bloccare tutto non si può bloccare, perché è impossibile. Allora, quello che voglio dire io, non lo sto dicendo perché io sono un virologo o un medico, però ascolto i medici. I medici sono già da 1 mese che dicono che questo problema si sta risolvendo dando le cure e i farmaci giusti. Non è più come 2 mesi e mezzo fa. Si stanno svuotando le terapie intensive. Cioè, bisogna capire che l'hanno portato a livelli... Sì, è vero, è contagioso, ma non è più pericoloso come prima. Cioè, cosa voglio dire? Che se tu hai un giocatore positivo, no? Non è che per forza di cose devi bloccare tutta la squadra, no, non funziona così. Quel giocatore va curato come se avesse una perché tanto andremo a finire con questa cosa. Vaccini non ce ne sono, come ha detto Roger, perché è come se fosse un'influenza. Tu non fai un vaccino così,
cioè anche con i vaccini, si deve curare con le medicine, con i farmaci. E i farmaci ci sono, li stanno trovando. Questo qua, guarda, ragazzi, molta gente viene curata a casa. Esatto. Molta gente viene curata a casa tranquillamente. Poi il discorso di riprendere o meno il campionato, comunque secondo me è una cosa fattibile. Io ho notato una cosa, soprattutto in Italia, nelle altre nazioni stranamente stanno ripartendo. In Italia c'è sempre la regola del no. No, questo no, questo no, questo. Bisogna prendersi le responsabilità. Prima non se le hanno prese, se le hanno prese quando se le dovevano prendere all'inizio. Adesso non se le stanno prendendo che le cose stanno andando meglio. Cioè, Giovanni, qua poi entra anche un discorso, lasciamo perdere politico, perché per carità questa non è una tribuna stampa, però il fatto che, tribuna politica ancora meglio per dire, però il fatto che sinora in 4-5 sedute in Inghilterra praticamente hanno deciso, in Germania praticamente hanno deciso, cos'è rimasta? La Spagna probabilmente, parliamo del calcio che conta, non parliamo dell'Islanda, per carità, con tanto di cappello, però la Francia aveva già deciso di non fare più nulla. Ecco, questa è la morale. In Italia, come sempre, siamo sempre in alto mare. Sì, no, forse. Qui sposo la tua tesi. Luca, Antonello ha espresso il suo concetto. Cosa vuoi dire tu? Ma no, niente, io sposo nel senso in parte quello che dice Antonello, perché non gli sto dando torto su tutto, questo che sia chiaro, per l'amor di Dio. Sì che il calcio è la terza industria del paese, genera lavoro, genera soldi, genera movimento, però è pur sempre uno sport, quindi per me non è indispensabile in questo momento forzare, io non sto dicendo che non deve ripartire, sto dicendo forzare come sta forzando il mondo del calcio verso la politica, verso il paese, per poter ripartire. Questo è che a me non piace, perché è una forzatura. Cioè, tu non puoi forzare un protocollo sanitario perché vuoi per forza che il calcio debba ripartire. Allora, forza il protocollo sanitario per far ripartire le attività importanti, fai ripartire i ristoranti, le pizzerie, i parrucchieri, i villaggi vacanze, alberghi, quello puoi forzare su quello, ma non forzare sinceramente su 13 giornate di campionato che in questo momento, ripeto, non avrebbero senso. Ci potrebbero essere squadre decimate, squadre completamente decimate, quindi sarebbe anche falsato, perché se lo vogliamo finire, finiamolo, tanto lo dobbiamo finire, Juventus campione d'Italia, le 3 in Europa, in Champions League, e le altre si accontentano. Per me sarebbe un campionato falsato. A quel punto forse... Perdonate un attimo solo. Io in tutto questo non ho ancora sentito Stefano, che è un nuovo ospite, quindi ha diritto. Stefano, come la vedi tu? È difficile perché sono d'accordo con quello che dice Antonello, che dobbiamo ripartire, perché ovviamente non si può andare avanti così, tutto deve ripartire al limite piano piano, ma deve ripartire. Certo. Diciamo che essendo tifoso è chiaro che anche a me, e penso anche a tutti gli altri, ci piacerebbe andare a vedere, non so, Cagliari, vederlo vincere, eccetera. Però purtroppo c'è questa situazione che ci sta un po', come dire, lasciando una mano in bocca, ecco. Gibi, stavi intervenendo tu. Guarda, l'ha scritto, mi ha anticipato un commento su quello che volevo dire. Far partire la Serie A, la Serie B e tutto il resto è già chiuso. Quindi è proprio un discorso solo prettamente economico. Esatto. Se vuoi far partire un paese, come giustamente dice Antonello, siamo tutti lavoratori qua, quindi chi più chi meno ha lavorato al 4, riprenderà al 18, insomma i tempi ancora sono un'incognita. Forza da questo punto di vista. Adesso il calcio per ripartire prevede un po' di tamponi ogni 4 giorni. Se tu quei tamponi li usi per far ripartire per esempio i trasporti aerei, quindi le comunicazioni già sul territorio nazionale, per spostarsi, per garantire agli autotrasportatori di fare il proprio lavoro in tranquillità,
io sinceramente mi sentirei più soddisfatto dall'operato dello Stato, piuttosto che far partire il campionato, che può aspettare. Cioè, io non dico di chiuderlo punto e basta, magari perché la pancia mi darebbe anche un po' fastidio, sinceramente, chiudere un campionato dove ancora probabilmente si poteva dire qualcosa, sia nelle prime posizioni, sia anche per quanto riguarda noi. Però farlo partire forzatamente con ancora questa curva che non è, insomma, chiara, è troppo imprevedibile. Io credo che la forzatura si debba spostare su altri lidi, personalmente, poi ripeto. Scusate. Economica, dicono, lo dice Omnibus. Ma aspetta, perdonami Antonello, perdonami, dice solo una questione economica. Allora io vi pongo un'altra domanda. La questione economica, visto che abbiamo parlato di forzature, poi causa forza maggiore dovrò mandare, far entrare qualcun altro. Comunque io dico anche questo, dico anche la mia. Per me il fatto di pensare che sia una forzatura è una forzatura solo in Italia, ma gli altri paesi come sono riusciti a non fare questa forzatura? Eppure purtroppo, e sottolineo purtroppo, il coronavirus ha falcidiato tutto il mondo, gli altri non sono esenti da quello che è successo, però in Italia una decisione non si prende. Guardiamoci come si suol dire nelle palle degli occhi, non si prende una decisione. L'Inghilterra ci è riuscita a prendere, la Francia, se non sbaglio, aveva detto io non faccio proprio niente, e anche quella è una decisione. Scusate. Vabbè, non con poche polemiche però, Gianca, c'erano alcuni club che non erano d'accordo. Non erano d'accordo, forse erano due. Ti dico questo, io vorrei chiuderla qua per il semplice motivo che c'è troppa incertezza, ma non sul piano sportivo, ma anche attività, parrucchiere, bar, ci sono troppe incertezze, troppe voci che si rincorrono, smentite, e dunque come puoi far ripartire una nazione nell'incertezza totale e in più creando questo clima di terrore che non ci fanno uscire di casa, capito? Io dunque per molte cose sono d'accordo con il nostro amico. Dunque, ma infatti io dicevo l'indecisione sta anche in quello, cioè si sta continuando a creare il clima di terrore su tante cose. Ma non va bene. No, aspetta, e escludiamo anche il calcio. È un clima di terrore anche per le aziende che sono in ginocchio. Cioè, ma di cosa stiamo parlando, scusate? Io non volevo parlare di coronavirus, però sinceramente poi alla fine purtroppo è legato. Non puoi non parlarne, è tutto legato. Chi devo salutare? Do un po' di spazio anche agli altri. Stefano, grazie di essere stato. Ciao Stefano, un abbraccio grande. Ciao Stefano, grazie. Questa è casa tua. Ciao Stefano. Ciao, grazie a voi, ti ringrazio Giancarlo per avermi fatto partecipare, ciao Roger, ciao Gigi, ciao Antonello, ciao, un abbraccio, ciao Luca, ciao, anche ciao, per me, ciao ragazzi, ciao. Allora, dunque intanto scusate, prima di mettere Gianluca metterei Alberto, eccoti qua, eri un attimo. Ciao. Come stai Alberto? Ciao Alberto. Qui a Cagliari Calcio. Abbastanza bene, sì. Ok, bene. Chi aveva la parola? Perdonatemi. Antonello. Allora, io volevo dire una cosa. Aspetta, sto cercando. Ecco. Cerchiamo di capirci. Qua ci sono delle persone che non hanno capito bene ancora la situazione. Non so se per loro incapacità o non so per cosa, però una cosa certa, bisogna riprendere a respirare l'aria. Se la gente è convinta che uscendo per strada, perché qua ne abbiamo visto, ci sono i sceriffi in giro che dicono tu non c'è la mascherina, tu dove stai andando? L'aria pulita si deve rispettare, ci si può infettare, perché basta che ci sia una persona che asintomatica, ce l'ha in casa, ecco che allora ti ammali anche in casa. Che discorsi sono? Il problema è che i medici, io sto ascoltando i medici, non i TG. A me mi è capitato di vedere un TG 2 giorni fa, ero un mese senza vedere un TG, mi era sembrato di ritornare 2 mesi indietro. Come? Ma come dico?
Cioè, io ascolto i medici e dicono che le cose stanno andando per il verso giusto, che la stanno portando a livelli di un'influenza normalissima da curare come un'influenza, e noi continuiamo a parlare di gente che si infetta, che si... Allora, in Sardegna il 95% delle persone si sono infettate all'ospedale. Perché? Perché hanno sottovalutato la questione all'inizio, non avevano i presidi giusti, e tutto da lì è partito. Ma io non ho sentito una commessa di supermercato ricoverata per Covid, eppure ogni giorno va a lavorare quella commessa ricoverata per Covid. Certo. Quindi cerchiamo di capire, io non voglio fare terrorismo, non voglio essere sempre quello che, però, cioè, se i medici dicono certe cose, perché noi lo dobbiamo credere? Perché sennò qua bisogna capire se contano di più quello che dicono i telegiornali o quello che dicono i medici. Perché no, Zangrillo dell'ospedale di Milano, del San Raffaele di Milano, lo sta dicendo tutti i giorni. Lui ha detto, non è che noi per il Covid dobbiamo far morire le persone che sono malate di cancro, che hanno bisogno di cure, dobbiamo far morire le persone che hanno il diabete, dobbiamo far morire tutte le altre persone che hanno bisogno di cure e che in questo momento sono state trascurate perché si sta pensando solo al Covid. Il Covid si sta iniziando a curare nelle case con le medicine che hanno trovato e che stanno utilizzando negli ospedali. Il calcio deve ripartire, perché il calcio è uno, cioè è questo il discorso. E poi, sinceramente, con tutti questi morti, per fortuna, avete mai sentito un morto, un calciatore morto, uno sportivo morto? No, perché lo stanno curando come se fosse cioè, io non so spiegarmela, però in questo momento si sta esagerando. Le attività devono riprendere, deve ritornare alla vita normale, e quando uno avrà i sintomi verrà curato come se fosse un'influenza normalissima, perché questo stanno dicendo i medici, non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo i medici. C'è qualcuno invece, Antonello, perdonatemi se vi interrompo solo un secondo, dice: ora che Solina si riaprirà porti e aeroporti ne riparleremo. Purtroppo lo devo chiamare Facebook user perché non capisco per quale motivo. No, guarda, è un mio carissimo amico, Andrea Cariello. No, io è un mio carissimo amico. Beh, certo. No, guarda, è uno dei nostri discorsi, perché Andrea è un mio carissimo amico, siamo praticamente fratelli. No, perché tu non lo vedi, io vedo il mio telefono. Andrea, tra l'altro, è il bomber della mia squadra di calcio, ragazzi. Dunque, io volevo un secondo la parola a Alberto, che non ha ancora parlato, perché è neogiunto. Alberto, tu come la vedi questa situazione? Ripartenza sì, ripartenza no? Un bel casino. Credo che sia un bel casino, perché ne sento parlare ogni giorno di questo coronavirus, ripartenza sì, ripartenza no, appunto. Ad esempio, alcuni giorni fa avevo sentito il pensiero di Pierluigi Pardo, che diceva che secondo lui le strade sono due: o si impara a convivere appunto con questo coronavirus anche durante le partite di calcio, altrimenti qui, dice lui, si rischia di aspettare che arrivi prima o poi qualche vaccino. Anche se stava facendo quasi un'ironia, del senso, convivere durante le partite senza dover per forza dire, che insomma, un allenatore dire al suo difensore e non marcare l'avversario durante un calcio d'angolo per paura di essere contagiato o meno. Ma io scherzando, quello che ha detto Alberto sta succedendo adesso non mi ricordo, in Corea hanno ripreso, mi pare, il campionato, in Cina, adesso non ricordo, ci si vista. Una cosa ti dico, se mai il campionato dovesse essere fermato, cioè spero che lo scudetto non venga assegnato, visto che non si sono giocate tutte le partite e quindi la Lazio non ha potuto dire la sua fino in fondo e magari neanche l'Inter. Poi non lo so, cioè, se dovesse essere fermato il campionato, non so se sperare che la Lega Calcio cerchi di seguire l'esempio della media punti, perché ho visto che
che con quel metodo in Europa League non ci andrebbe il Milan, ma a quanto pare l'Hellas Verona, così dato per dire. Devo fare una comunicazione di servizio. Allora, io ho visto che, ecco, anche adesso Stefano Scarlata sta rientrando e uscendo e rientrando nella room. Per favore, una volta che siete già intervenuti in video, non rientrate, cioè se dovete continuare a seguire, seguite su Facebook, perché sennò mi occupate degli slot proprio per gli ingressi dei potenziali partecipanti in trasmissione. Ve la chiedo proprio come cortesia. Questo è un metodo nuovo, è nuovo per tutti, è nuovo anche per me, però il sistema comunque accetta, come dicevo prima, non più di 10 persone fra in video in quel momento e in attesa nella room. Quindi, esatto, in backstage. Perdonatemi, ma ogni volta mi tocca, sono costretto a escludervi dal backstage. Non è neanche un gesto carino, sinceramente. Stefano, io ti ringrazio. Casomai, se vuoi, ripeto ancora, seguire, riapri Facebook su pagina, su gruppo Salotto Rosso Blu o tutte le altre dove comunque è stata condivisa. Grazie, scusatemi. Parola a Alberto, così continua e conclude il discorso. Cosa te posso dire? Certo, un po' viene il groppo in gola a pensare magari che il campionato riparta senza poter andare allo stadio, e in più mi chiedo cosa succederà, perché sento già tifosi che si chiedono, non è che bisognerà chiedere il rimborso, ad esempio, dell'abbonamento per quanto riguarda le partite rimanenti di questa stagione. Poi, come se non bastasse, io avevo già acquistato i biglietti per quella amichevole che si doveva giocare a fine maggio, quella Casteddu Legends versus Azzurri Legends. Allora, ditemi un attimo chi posso escludere o vuole comunque fare ancora dire qualcosa, in modo che io poi faccio rientrare Gianluca Lucci, che è andato via, poi rientrato. Ditemi voi. Guarda Gianca, io esco perché domani mi devo alzare tassativamente alle 6. Roger, grazie. Io vi do un abbraccio a tutti e speriamo di poterci incontrare presto e abbracciarci. Ciao Roger. Buonanotte, un abbraccione, forza Cagliari. Come sempre. Eccoci qua, allora così riagganciamo subito Gianluca Lucci. Comunque Gianca, penso che alla fine il nostro vero canarino sarà la Bundesliga, perché è il primo campionato europeo che ripartirà, quindi vedremo un attimino come saranno le cose. Tra l'altro la Bundes, rispondo anche ad Alberto, le società hanno studiato un metodo per diciamo delle note di credito, se vogliamo definirle così, per le partite dell'anno prossimo, per gli abbonamenti dell'anno prossimo, quindi al posto di avere un rimborso, quindi un'uscita di denaro immediata, sarà ripartito poi nell'acquisto dell'abbonamento successivo. Tra l'altro, guarda caso, sull'Unione Serra di oggi, ciao Alberto, ben ritrovato, c'era proprio un articolo riguardante l'argomento abbonamenti sull'Unione Serra della società. Se l'avete letto oggi sull'Unione di oggi, nella sezione sport, che riguardava proprio questo argomento che ha preso proprio Alberto, di fondamentale importanza. Sarà anche quello un grande problema. Adesso c'è un commento un po' lungo, adesso non so se, perdonatemi solo un secondo, di Claudio Grosso Pallino, vedere un attimo se il sistema me lo fa vedere tutto. Forse sì, dice i dati che si sono letti fin dall'inizio e tuttora della pandemia fanno risaltare che il pericolo e il problema vengono dal nord Italia, quindi il campionato potrebbe essere giocato in tutte le altre regioni d'Italia senza alcun rischio, spostando tutte le squadre del nord Italia a giocarli. È inutile continuare con allarmismi, intimando i cittadini di tutta Italia alla vita del proseguire naturalmente con le giuste precauzioni senza assilare troppo. La vedo anch'io così, non perché il calcio sia fondamentale, però deve riprendere in maniera tranquilla un po' tutta la macchina, perché se non si rimette in moto, e la macchina, e parlo dal punto di vista anche economico, come ce l'hanno le industrie, ce l'ha anche il calcio, quindi in questo comunque do ragione a Antonello, quindi o si riparte o non si riparte proprio, e che stiamo a morire di fame, cioè voglio dire, anche chi lavora nell'indotto del calcio morirebbe di fame, e sono tante le aziende che lavorano nel mondo del calcio, quindi non trascuriamo Gianca di calcio, società di calcio che quasi sono tutte SPA, anche il Cagliari Calcio,
dietro ci sono magazzinieri, ci sono addetti alla biglietteria, tutte persone che noi non vediamo dietro, addetti stampa, tutto quanto, tutte persone che sono stipendiate dalle società e che in questo momento sono in cassa integrazione. Attenzione. Sì. Posso dire la mia? Prego. Posso dire, perché poi mi sa che c'è la batteria che se ne sta andando. Allora, io ho seguito il professor Bacco dell'ospedale di Napoli, ha parlato chiaramente che questo virus, come per l'HIV, è curabilissimo. È vero che ci sono stati questi morti poi perché dovuti diciamo all'inizio a non aver capito veramente dove si doveva andare a parare, però se tanto mi dà tanto, questa cosa dovremmo conviverci, e quindi se ci dobbiamo convivere adesso, ci conviveremo anche più in là. Quindi non è che quello che si decide adesso oppure quello che si rimanda adesso più in là non ci sarà più. Cioè, non è questo il punto. Il punto è che se ci dobbiamo convivere, ci saranno le cure, perché ci saranno le cure, e la macchina deve ripartire. Come ha detto Gianluca, ci sono fior di dipendenti dietro. Al di là di quello, ma anche a livello terapeutico, cioè il fatto che ci manchi la partita, il fatto che ognuno di noi mentalmente può stare bene guardando una partita, cioè non è solo una questione di... Cioè la salute fra un po' ce la togliamo da soli, perché è come se ci dovessero dire, no? Per assurdo, puoi fare la passeggiata nel marciapiede davanti alla spiaggia e non puoi entrare in spiaggia. Ma che discorsi sono? Cioè, io penso che 450 più persone politica, messe, Antonello, perdonami, quella è più politica miscelata che non si capisce tra DPCM del Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione, che decidono a loro piacimento cosa aprire e cosa non aprire, più i sindaci. Scusami, sono intervenuto. Appunto, quello che voglio dire io è che bisogna ascoltare i medici e non un comitato tecnico-scientifico di 450 persone messe lì. Vabbè, adesso non lasciamo perdere la politica, però quello che voglio dire io, ascoltiamo i medici, che sono le ultime persone che stanno ascoltando. È questo che a me dà fastidio, perché io non è che vado a rincorrere i telegiornali, che i telegiornali dicono quello che vogliono altri. Io ascolto le persone che si stanno battendo sul campo e dicono certe cose. Capito qual è il discorso? Cioè, secondo me dobbiamo iniziare a riprenderci la nostra vita, altrimenti Antonello, ci ammaleremo di altre cose. Di depressione, capito? Sicuramente, perché il calcio comunque da un certo punto di vista cura anche, e non è una baggianata quello che ho detto, non è una baggianata, che il calcio possa anche curare, perché comunque è una valvola di sfogo, comunque è un interesse, comunque è un qualcosa che ti manca. Ok, parlo del tifoso, il tifoso se gli levi lo stadio, praticamente ci fa le settimane intere con una vittoria del Cagliari, e non ditemi che non è vero, anche di più. No, adesso, per carità, può sembrare una battutaccia, ok? Però è così. Vabbè, l'ultima parte del campionato stava diventando una malattia al contrario. Una depressione proprio. Era proprio da 40. Okay. Gli ultimi 2 mesi una cosa incredibile. Volevo dare un attimo, perdonatemi, sottolineare questo commento. Posso chiederti, Giancarlo, ovviamente è rivolto a tutti voi, credi che il presidente del Cagliari voglia continuare il campionato? A me è sembrato che lui sia contrario, grazie. Secondo voi? Io ho sentito che voleva ripartire con sicurezza, con le dovute sicurezze, e non così, diciamo, al minchia. Esatto. Ecco, non a bocchia. Chi non voleva ripartire era Cellino, che poi ha cambiato idea, stranamente. Proprio oggi ha cambiato idea dicendo sì, mi va bene ripartire, però non mi va bene giocare in campo neutro, qualcosa del genere ha detto. Vabbè, Cellino... Alberto, perdonami.
Bisogna capire quante strisce pedonali sono rimaste a Brescia per capire quando dice le cose come sono. Oh, yeah. Dipende da tante cose, quindi capito? È da bravo, Antonelli. Allora, dunque c'è un commento, tutte cose giustissime, Michele Valentino Ricotta, però dai, come si può riprendere un campionato a giugno? Verissimo, secondo me riprenderlo a giugno, ragazzi. Come fanno i mondiali? Come li fanno i mondiali a giugno? La stessa cosa. Sono un'altra cosa i mondiali. Ti adegui, sei un lavoratore, lavori come lavoriamo noi. Sei un lavoratore, ti adegui, c'è uno staff tecnico atletico che ti prepara. Magari sarà un'occasione per giocare qualche primavera. Parlate uno sopra l'altro, per favore. C'era Alberto. Era giusto per scusami. Io mi sono immaginato che così, toccando ferro e anche altre cose, che se magari un giocatore titolare del Cagliari magari rimane contagiato, magari uno dice la volta buona per usare qualche giocatore valido della primavera, così mi rimpiazzo all'immediato. A parte che poi Alberto, scusami un attimo se ti interrompo, a parte che poi stanno parlando anche dell'introduzione dei 5 cambi, non più 3 ma 5 in questo periodo, quindi figuriamoci un po'. Ma aiuto, guardate, io sinceramente veramente... Comunque, facciamo un attimo un sunto. L'intesa sarebbe questa, come stavamo dicendo prima, ricominciare dalla 27esima giornata, abbiamo lasciato il campionato a 26, la 27esima al 14 di giugno, se non sbaglio, una roba del genere, aiutatemi perché sul Corriere... Sì. Ok. Non sono riuscito a prepararmi le lastrine e finire il 1° o il 2 di agosto, finire il campionato. Esatto. Allora, io da un punto di vista egoistico, dov'è? Ed eccolo qui, e lui ce l'ha lo stesso, c'ha la maglietta del Cagliari, eccetera, eccetera, siamo tutti tifosi del Cagliari. Io lo vorrei rivedere subito il Cagliari in campo, ma sinceramente che senso ha più? Non lo so io lo vorrei rivedere domani il nostro Cagliari, ma ragioniamo anche diversamente. Voi cosa ne pensate? Io penso che bisogna ripartire per dare un segnale cioè di vita normale, nel senso che bisogna approcciarsi e non col fatto che essere positivi vuol dire essere malati, perché non è così. Cioè, guarda che c'è una bella dedica a te qua. A me? Sì, un messaggio ti stanno scaricando il cellulare. Beh, vabbè, l'ho messo a caricare, ma me ne posso anche andare, non c'è problema. Chi è questo? Ma a voce in capitolo quello che ha scritto, perché se non ha voce in capitolo neanche... Finiscila, fai da bravo. Sto scherzando, chi è? Massimiliano? Ah sì, no, è in gamba Massimiliano. Se quando lo trovo gli do il resto. Ecco. No, stavo dicendo, bisogna ripartire perché qua abbiamo la mania del no, ma lo posso dire in tante altre cose la mania del no. Chi deve prendere le decisioni, ma io lo dico anche nel mio lavoro, tu vai a chiedere una concessione per fare una veranda, ecco, parlando no, non è che ti dicono ma sì, dov'è quella zona? No, cioè non funziona così. Bisogna che ci siano persone che si prendono le proprie responsabilità. Cioè è inutile che a me fatemi stare 3 mesi a casa, mi dai 3.000 euro al mese e me ne sto a casa. Facciamo così? Scusa, il discorso è questo, il calcio è un'azienda, muove soldi. C'è gente che campa anche per fare lo steward la domenica al campo, per dirne una. Cioè, questo che voglio dire. Cioè, e poi, soprattutto, se io non avessi visto ciò che dicono i medici, non avrei parlato in questo modo. Mi sarei messo in una posizione dove do
ragione a quelli che decidono, perché però i medici per me sono persone che sanno, che sono nel campo e sanno cosa sta succedendo. Capito qual è il discorso? Se invece stiamo lì nel dire sono morti 30.000 persone, medici, è il contagioso, è nell'aria. Scusami Antonello, sono gli stessi medici che dicono che sono dubbiosi su far riprendere il campionato, quindi non è detto da un Pinco Pallo. Gli stessi medici dicono che non è sicuro far riprendere il campionato, quindi sono i medici che tu citi che non vogliono quali riprendere il campionato. Medici che tu citi che dicono che non c'è niente, che non esiste nulla, che la curva sta scendendo, sono gli stessi che sono dubbiosi, ditemi se non è vero ragazzi, che sono dubbiosi su far riprendere il campionato di calcio, perché è uno degli sport più rischiosi che c'è in questo momento. Io mi affido. Poi. Quindi i medici tedeschi, spagnoli, francesi sono tutti. Ma non guardare sempre fuori, non guardare fuori. È proprio quello è il fatto. È proprio quello il fatto. La stessa Inghilterra che voleva fare l'immunità di gregge, riaprirà tutto quanto a luglio. Quindi fatti a vedere le notizie certe, Antonello, non le stupidate. L'Inghilterra che voleva fare l'immunità di gregge riaprirà a fine luglio, quindi non stiamo parlando di... sono tutti più bravi di noi, però alla fine sono tutti più stupidi di noi. Beh, per mettere sul tavolo un dibattito bisogna ascoltare. Quindi... Giusto. Allora, aspetta un attimo. Io casomai saluterei Alberto in modo che posso dare... Antonello, non te ne andare, perché adesso vi metto a fianco a te, a Massimiliano Fadda, così vi scornate. No, ci mancherebbe. Io volevo ringraziare Alberto Carta di We Are Cagliari Calcio, sempre gentilissimo, sempre disponibile con le condivisioni, con tutto, ok, per la sua disponibilità. Grazie Alberto, grazie a te, grazie. Allora, intanto inseriamo. Ciao ragazzi. Eccoci qua, Massimiliano Fadda, eccoci qua. Ciao a tutti. No, però me l'hai messo di fianco, non ci arrivo. Non so come spostarmi. Antonello, adesso te lo metti a fianco, esco io perché vi lascio anch'io, vi saluto anch'io, che domani mattina mi alzo presto anch'io. Ringrazio Giancarlo per la Dove vai che c'è il Covid? Dove vai? Perché ti devi alzare presto che c'è il Covid? Dove vai? Volontariato. Ah, ecco. Allora, i volontari non li becca. Quello nego, non siamo tantissimi, però quello devo dire, tu da oggi in poi farai il cappello di chiusura, va bene? Come sempre. A te Antonello. Va bene, grazie Gianluca, grazie di cuore veramente. Grazie a voi, ciao Gibi, ciao Antonello, ciao a tutti, a presto, ciao ragazzi, buonanotte. Insomma, ciao Antonello, ciao a tutti. Esatto. Ciao. Diamo il benvenuto a Massimiliano Fadda che finalmente adesso sarà a fianco sicuramente. Eccolo là. Ci siete. Guarda che stavo scherzando. Ti sto toccando la mano. Anche io. Ciao. Come state, Massimiliano, introduciamo Massimiliano, va. Ciao. Vai. Avete detto tutto voi. C'è qualcosina che dovresti dire, secondo me, dai. Hai fatto anche un bel commento prima. Parla tranquillamente. Diciamo che sono in parte d'accordo con tutti voi. Sono stati affrontati argomenti serissimi, ovviamente tutti condivisibili. Però è chiaro che da tifoso il nostro cuore, insomma, vorrebbe vedere la squadra in campo. Io mi sono posto questo problema, questo quesito, ma il calcio senza gli spettatori allo stadio, che calcio è? Cioè, secondo voi? È vero. Perché la valvola di sfogo che passiamo i 90 minuti allo stadio serve a noi appunto per svagarci, per passare una giornata diversa, per passare una bella settimana se il Cagliari vince, per cui ci dà la grinta, ci dà la forza. Però così
in questa situazione, ripeto, vorrei che si giocasse, per lo stesso modo dico, ma cacchio, non posso andare allo stadio. E non tutti possono permettersi l'abbonamento per vedere le partite su Sky. Guarda, io ne ho fatto 2 quest'anno, come sempre, poi ovviamente per tanti motivi mio figlio non ne ha visto praticamente nulla. Sarebbe un calcio pessimo. Sì, un calcio pessimo. Però torniamo a bomba, a quello che dicevo prima. Gibi, tu cosa ne pensi? Alla fin fine il calcio... Io ripartirei da... Volevo farti la domanda dal punto di vista proprio prettamente psicologico, perché alla fin fine tutto ciò che guardate che stanno avvenendo anche dei fatti abbastanza incresciosi durante la quarantena. È inutile che ci aggrappiamo le barbe finte oppure ci pariamo dietro ai paraventi. Non esiste. Situazioni dove ci sono incomprensioni fra marito e moglie, eccetera, 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 eccetera. Ci sono tante cose. Quindi adesso non voglio fare lo psicologo, ma torno a bomba. Il calcio aiuta. Secondo me il calcio aiuta e comunque anche se il Cagliari ha perso, casomai lo sfogo te lo fai, ok, se c'hai un muso così, a me succede questo, ma di certo comunque vivo la situazione anche della sconfitta in maniera positiva, perché poi ne parlo con gli amici, è quello, è quell'altro, non faccio le trasmissioni, ecco, io non sono Salotto Rossoblu, non sono Giancarlo Di Giannoro che fa le trasmissioni, comunque quello che voglio dire è questo, vado comunque al bar, un bar riaperto, ecco, e questo è il volano, ok? Questo è il trade union di tutte queste situazioni. Io dico che il calcio aiuta. Non so, ditemi. Ma non è che il calcio aiuta, il calcio fa parte del contesto sociale italiano, cioè è una di quelle cose che la domenica per l'italiano è il calcio, appunto, non c'è molto da dire. Io però, ripeto, vorrei far passare un messaggio che forse io personalmente non sono stato molto chiaro. Io non è che voglio che non riparta il campionato, dico solo che secondo me in questo momento dove adesso spulciando lì e là, tu lo sai che noi mentre parliamo io sono abituato a leggere, a cercare, no? Sì, c'è una lettera aperta alla FIGC di 17 medici delle società di Serie A su 20 che chiedono a queste condizioni di non ripartire, ma per un semplice fatto di un protocollo attualmente che ti chiede uno sforzo economico perché i tamponi sono a costo a carico delle società. Certo. È difficile reperirli, comunque sia. È una situazione continua dove in caso di contagio sei costretto a mettere in quarantena praticamente metà squadra, se non tutta la squadra, a meno che tu non abbia dei cosiddetti virus free, degli ambienti virus free, che in Italia purtroppo sono la Juventus, cioè degli ambienti che consentano la quarantena o comunque sia l'isolamento parziale dei giocatori. Quindi ti dico, finché i medici stessi della società non sono convinti di affrontare in serenità diciamo la ripresa, ti dico aspettiamo ancora un po', fino a quando perlomeno loro stessi non ne sono convinti perché poi chi scende in campo sono loro, cioè no, rischiamo secondo me di forzare quando potremmo aspettare tranquillamente un mese per insomma dare ancora un attimino il colpo di coda a questa quarantena. Nel frattempo, chiaramente, come dicevo prima, spostarsi su tutto quello che agevolerebbe psicologicamente, come dicevi tu, la ripresa di un paese, quindi tutte quelle attività che consentono la produzione di prodotto interno lordo, per intenderci, e poi dare spazio anche a quello che è il calcio. Ripeto, i giocatori normalmente non lavoravano da giugno a luglio, quest'anno vuol dire che non lavoreranno a settembre-ottobre, cioè il contesto lavoratore sarebbe quello. Ma comunque qua se ne leggono di tante, cioè voglio dire, non dovrebbe riprendere, dovrebbe rimprendere. Guardate, allora io sto provando a chiedere
mando il mio commento. Michele Valentino Ricotta e Stefano Pilursu, provate a entrare in diretta. Perché? Perché vorrei sentire anche loro, perché stanno facendo un sacco di commenti, ok, tipo, ecco, questo di Stefano, ma hanno fatto in Germania, altrimenti non si riparte più, e ha ragione da vendere, ditemi dove c'è la cosa, dov'è la cosa sbagliata. È giustissimo. Ecco, i giocatori trovati positivi al coronavirus, della Samp, del Torino, ci sono stati anche quelli della Fiorentina, eccetera, non giocano, ok? Devono stare a casa e non giocano, ma perché poi c'è la paura che quello abbia già incontrato quell'altro, si siano contagiati, e allora così non ne usciamo più. Allora a quel punto, se tu ragioni così, il campionato deve rimanere fermo, così com'è. Perché tanto i positivi ci saranno. Secondo me i positivi ci saranno. Facciamo i debiti scongiuri, ovviamente. Però può succedere. E c'è più probabilità. Non lo so, sto ragionando male. Io sono d'accordo con te, Giancarlo. No. Il discorso, ripeto, che stavo dicendo prima, è solo un discorso di gestione. Cioè, se gli interpreti stessi non sono convinti di farlo bene adesso... Scusate, il termometro ce l'abbiamo, iniziano ad allenarsi adesso, dovranno iniziare ad allenarsi, no? Chi prima o chi dopo si stanno riunendo le squadre. Cioè, lì si inizia a vedere, tanto è appurato che comunque con l'inizio del caldo il virus perde forza. Sta perdendo forza perché molti si sono fatti gli anticorpi senza volerlo, senza saperlo. Quindi un virus che non è più così feroce come lo era all'inizio, ma soprattutto hanno trovato il sistema per curarlo senza dover andare all'ospedale, come se uno dovesse avere un'influenza da curare a casa. Questo è. Però adesso il termometro è quello del campo. Iniziano ad allenarsi, si vedrà come andrà a finire allenandosi, e poi da lì il passo è breve per iniziare a giocare. Vorrà dire che magari faranno delle modifiche al campionato, non lo so, in qualche modo. Vorrà dire che si dovranno adattare a giocare persone che ci stanno battendo sul campo e dicono certe cose. Capito qual è il discorso? Ti capiterà una volta nella vita. Giusto non dare la possibilità a coloro che stanno combattendo
anche ad agosto. Tempo chiudi il campionato in modo quasi normale, quasi. Per l'amor di Dio, io rispetto il parere di tutti, assolutamente mi tengo il mio, pensando che, ripeto, se dovesse succedere così, secondo me, come dice qualcuno, è un campionato falsato, perché non è giocato ad armi pari, e soprattutto non è giocato psicologicamente con la mente libera. Così. Grazie Luca. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Luca. Ciao. Del tuo supporto. Ciao, grazie. Allora, dunque, perdonatemi. Faccio anch'io, così magari do spazio a qualcun altro. Non lo so, perché non siamo tantissimi, vedo che non ci sono, non ho tanta gente non ho nessuno in questo momento nel background, nel backstage, come giustamente l'ha definito Gibi, l'amico Gibi. Allora, leggo qualche commento, perdonatemi. Allora, dunque, Sergio Frau dice: sarebbe falsato perché le grandi hanno grandi margini di scelta, invece le piccole hanno numeri contati. Michele Valentino ricorda ancora, dice: aspetta, semplicemente non si assegna lo scudetto, non retrocede nessuno. Può capitare che uno ci lascia le penne in campo. E ancora, perdonatemi, Michele Valentino ricorda, dice: ragazzi, giusto o sbagliato che sia, si è fermato il mondo e non si può fermare un campionato. E ragionando così, sì. Il mondo sta ripartendo anche. Il mondo deve ripartire, questo è sicuro, deve ripartire. Quindi se parte il mondo, parte anche il calcio. Quindi siamo sempre lì. Gira che ti rigira. Infatti. Non lo so, è un discorso veramente difficile. Gibi, cosa pensi? Che ti vedo un attimo titubante, pensieroso. No, non ti sento più. Hai toccato il microfono, Gibi. Non ti sento più, no. Forse ha toccato il microfono, Gibi. Guarda che non hai toccato qualcosa del microfono sotto. No, non ti sentiamo più, adesso che è il tossito. E vabbè, adesso controllalo un attimino, controllalo un po'. Intanto facciamo una cosa. Cosa ne pensate dei playoff e playout? Questa può essere una soluzione, Antonello, cosa dici? O Massimiliano, chi vuol rispondere? Dai, Antonello, fai prima tu. Sì, ma quello che dicevo te, in qualche modo si riesce ad arrivare alla fine. Ma ripeto, per me è più una questione di dare una risposta al fatto che deve riprendere la vita così come il calcio. Cioè, la mia è più una prospettiva di ritornare alla normalità, che in qualche modo qualcuno sta cercando di ritardare. Ripeto, è come se possiamo andare a passeggiare vicino alla spiaggia, ma non possiamo farci il bagno. Ma che discorsi sono? Pendiamo dalle labbra di persone che decidono per noi, ma io anche più affidarmi di certe persone, perché io lo vedo dalla mia vita. Io esco, faccio quello che devo fare, vado in giro, cerco di fare la mia vita normale per dimostrare che per me questo è un problema che non lo vedo così grave, ecco, io personalmente. Poi, ripeto, confrontato, non un capriccio, da quello che sento dire dei medici. Capito qual è il discorso? Michele ti dice... Può essere, sì, io lo faccio spesso. Faccio fare i minestroni, mi piace fare. Evidentemente
Ti piace il minestrone? No, per niente, guarda, il minestrone lo odiavo da piccolo, quindi. Ah, ecco. Allora, per me c'è da fare un attimo un distinguo, che poi non è neanche tanto lontano il mondo del calcio dal mondo comunque del business, dal mondo economico. Non lo è. Ripeto ancora, la mia teoria è questa, Michele, e qua mi trovi un attimino non proprio allineato col tuo pensiero, che se è vero che deve riprendere tutta l'economia, tutta l'economicità, usiamo questo termine inventato adesso, e comunque deve ripartire, adesso scherzi a parte, l'economia deve partire comunque in tutte le sue manifestazioni e in tutti i campi dell'economia. Non ultimo anche il calcio. Noi qua parliamo di calcio. Se avessi fatto una trasmissione di, per carità, ed è espertissimo Antonello, di come si lavora il legno, avremmo detto che l'economia sul legno sarebbe dovuta ripartire, ma avremmo parlato solo del legno. Qua si sta parlando di economia a livello globale e ci rientra anche il calcio. Se incomincia di nuovo a produrre Rocchetti, una famosa azienda, dovrà produrre spettacolo il calcio, in un modo o nell'altro, con tutti i crismi, per carità, della tutta la profilassi che il caso richiede. Assolutamente sì. Quindi si misura la febbre, i tamponi, quello, quell'altro, ma non può non riprendere. Secondo me non può non riprendere. Non lo so, io perlomeno la vedo così. Certo, sarà un campionato falsato, tutto quello che si vuole, sarà brutto, ma bruttissimo, ed è vero, perché non ci sarà il pubblico, ma in qualche modo noi comunque dobbiamo far ripartire la vita, in qualche modo. Io credo questo almeno. Alessandro Pizzianti dice playoff e playout in sedi fisse e in sicurezza, 30 giorni massimo di incontri. Non lo so, comunque quello che so è che c'è già un calendario pronto, bello che pronto, da far ripartire il campionato. Poi se hanno pensato anche di playoff e playout, io non ne sono al corrente, non so voi se sapete qualcosa di più. Giancarlo, posso interromperti un secondo? Voglio chiederti una cosa che non ricordo. A parte il campionato tedesco che riapre il 16, da quel che, se non ricordo male, quali sono gli altri campionati che dovrebbero riprendere? Perché non mi è chiara questa cosa. Allora, che io sappia è la Germania, giusto? L'Inghilterra, se non sbaglio anche la Spagna. Aiutami, Gibi. Solo degli europei grandi, diciamo dei massimi campionati europei, solo la Francia ha terminato. La UEFA cosa dice? Cosa ha deciso la UEFA? Ha deciso qualcosa? La UEFA è quella che preme per giocare per ovvi motivi, anche perché c'è la Champions da giudicare, insomma c'è tanta carne in pentola. Ok, per cui se hanno deciso di iniziare i campionati tedeschi, gli inglesi e forse anche gli spagnoli, dobbiamo anche magari pensare di iniziare anche noi. Cioè, o iniziamo tutti o non inizia nessuno, penso, anche perché poi sono le coppe, una serie di cose che magari chiaramente potrebbero giustamente penalizzare chi magari non riprende a giocare o chi magari riprende ad allenarsi più tardi rispetto agli altri. Per cui ci dovrebbe essere un giusto equilibrio anche da questo punto di vista, penso. Sì. Ma infatti, ripeto, il dubbio non è il ripartire, è il quando. Il mio dubbio personale rispetto a quello che leggo è il quando. Stavo leggendo poc'anzi un'intervista di Gianluca Melegati, che è il medico sportivo, per tanti anni è stato medico sportivo dell'Ital Rugby, quindi stiamo parlando di uno sport che ha contatti decisamente superiori al calcio, e lui stesso diceva, nonostante ci sono paradossalmente delle situazioni come l'allenamento individuale che si può portare avanti con tranquillità, lo sforzo fisico crea adesso io non sono un medico, quindi ve lo riporto per come ho letto. Lo sforzo fisico crea comunque un'apertura anaerobica dell'accesso, diciamo, dell'aria nei polmoni maggiore, quindi con un'esposizione maggiore a respirare a entrare in contatto con questo virus. È anche vero che però dice che i casi finora riscontrati nei giorni passati sono casi che probabilmente sono malati mai guariti
del tutto. Quindi vedi per esempio il caso di Bala. L'unica cosa che dice, ripeto, e sottolinea, come dicevo prima, anche lui il contesto della gestione, le procedure chiaramente di analisi sui calciatori e annessi alle società, e poi cercare il problema più grosso, cercare di racchiudere in un breve spazio di tempo, quindi nel più breve tempo possibile chiudere tutta la manifestazione mancante, in modo tale da non dare tanto spazio, insomma, nel lungo termine a questo ricircolo di eventuali altri contagi. Quindi è solo quello che mi mette il dubbio, non è il ripartire. Ripeto, anche io voglio vedere questo campionato chiuso, assegnato più possibile nel campo, però obiettivamente, mettendomi nei panni, se fossi un calciatore, probabilmente non giocherei tranquillo da professionista, magari con le qualità che ho sempre dimostrato. Magari giocherei magari un pochino più a distanza dell'avversario. Insomma, ci saranno tutte le carte in regola, secondo me, per parlare. Ma scusa, CB, scusa un attimo. Dimmi. Si presume che se uno scende in campo, ok, vuol dire che se sta scendendo in campo che non ha niente. Okay. Dovrebbe essere così, certo. Quindi ma siccome esistono gli asintomatici, ma gli asintomatici, sempre detto dai medici. A proposito, guardate il commento. Proprio Gli asintomatici, sempre detti dai medici, hanno una bassissima, ma proprio bassissima livello di contagio. Pericolo di contagio, quindi proprio bassissimo. Okay. Questo non si sa, Antonio. Però c'è chi dice di più, c'è chi dice di meno, c'è chi dice, cioè anche i medici su questo non sono concordi. Quindi... E io invece no, io ho ascoltato proprio Zangrillo del San Raffaele di Milano e il professor Bacco dell'ospedale di Napoli. Proprio sugli asintomatici hanno detto che hanno rarissime possibilità di contagiare il prossimo. Quindi, cioè, chi è che dice queste cose? Ripeto, faccio l'esempio del telegiornale. I telegiornali pompano notizie, chissà per quale motivo, nel continuare a creare no, ma infatti, secondo me bisogna leggere i numeri ufficiali, punto. Quelli che sono... Allora, io dico questo: se uno scende in campo, sarà controllato tutti i giorni, adesso saranno anche dotati di questi termometri a distanza, perché le società li reperiscono facilmente. Quindi se uno scende in campo perché sa che sta bene, e così anche l'avversario. Cioè, poi può capitare che... Però per dirti, anche l'asintomatico, cioè cosa gli fai? Una sierologica... cioè non è immediata una situazione, non è con un termometro che dici che sta bene o non sta bene. E se nell'arco di quei 4 giorni si è contagiato da un asintomatico, cioè sono tante le domande che a me non danno tranquillità, sinceramente. Fossi io professionista, e poi ti ripeto, vabbè, allora la conclusione è sempre vedere le squadre in campo. Gli esperti dicono che con questo virus che muta ci dobbiamo convivere, allora non si riprenderanno più le attività. Io so solo che il San Raffaele di Milano è da un mese che non ha più terapia intensiva, non c'è un paziente in terapia intensiva. Cioè questi sono numeri, signori, non è che non sono i numeri che ci vogliono dire, detti dal primario dell'ospedale San Raffaele di Milano. Cioè, non l'ha detto un piccolo pallino qualsiasi. Se noi continuiamo a non ascoltare quello che dicono queste persone qua, allora continuiamo a non guardarci più in faccia. Poi se vedi uno che starnutisce devi scappare, l'altro che vita ci dobbiamo preparare a fare? Non ho capito, perché io una vita con la mascherina non la vorrei fare. Perdona, no, ma questo nessuno. Michele, ci sei? Michele? Carlo, buonasera. Siccome sto seguendo la trasmissione ma non riesco
a capire se mi posso collegare, volevo un attimino, siccome ho scritto di questi commenti volevo un attimino partecipare perché mi sta prendendo la trasmissione ed ero Allora, prima di tutto ti ringrazio di essere con noi. Tu ovviamente loro non puoi sentire purtroppo i loro commenti, però però aspetta. No, aspetta. Proviamo a fare un attimo un'operazione, non vorrei neanche fare danni. Proviamo. Ok, vediamo un attimo, provate a parlare voi della diretta. È un po' basso. Proviamo così, vediamo se non ci sono inneschi. Allora, provate a salutare Michele. Ciao Miki. Buonasera. Ok, ciao, ok. Michele. Allora, mi avvicino un pochino di più, facciamo così, dai, proviamo. Allora, Michele, io voglio sentire un attimo tu che cosa volevi dire, perché tu mi hai scritto, non riesco ovviamente con i commenti a esprimere il mio parere. Io volevo chiarire un attimino, siccome ho scritto diverse cose, però scrivendo non si riesce a esprimersi al meglio. No, quello che volevo dire è che chiaramente siamo tutti tifosi e chiaramente tutti vorremmo vedere domani come facevamo prima la nostra bella partita di pallone, prenderci le arrabbiature oppure godere come dei ricci in caso di vittoria. Ovvio. Questo è scontato. Il punto è che sono due argomenti differenti. Allora, ci sono degli alberghi che vivono da giugno a settembre, quindi ci sono dei periodi per sfruttare un business. Lo stesso discorso vale per il calcio. La stagione calcistica va da agosto a maggio più o meno. Purtroppo quest'anno c'è stata questo tsunami che è stato mal gestito. Su questo sono d'accordo, perché se prendiamo, ho sentito che avete parlato di Inghilterra, io posso parlare della Spagna, possiamo parlare della Germania, della Francia. Ognuno ha gestito le cose a modo proprio. Per esempio in Inghilterra non c'è stato un vero e proprio lockdown, cioè la gente è stata invitata a stare a casa, non è stata costretta come in Italia, perché in Italia non si sono mai visti uno spiegamento di forze dell'ordine e uno stato di polizia come c'è stato in questo periodo, e in Spagna forse è stato anche peggio dell'Italia. Ma a prescindere da questo, quello che volevo dire io, un campionato che viene bloccato 2 mesi, per chi ha giocato a pallone sa che si perde il ritmo, si stravolge una stagione e iniziare e riniziare a metà giugno, sì, anche in 20 giorni, in un mese, quello che vogliamo, non sarà mai come un campionato che si sviluppa nell'arco di una stagione, che sono 10 mesi, insomma 8 mesi, quello che è, e quindi comunque sia il risultato potrebbe lasciare l'amaro in bocca e potrebbe aprire degli scenari che, per esempio, se analizziamo anche l'andamento della stagione del Cagliari, allora abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso, poi ci siamo persi. Figuriamoci adesso la ripresa, sarebbe un'incognita incredibile, toccando ferro e facendo al di là del coronavirus che come diceva anche Antonello ormai è stato neutralizzato, si può dire, e poi con l'arrivo del caldo pare che dovrebbe che muta, ci sono 4-5 ceti, quindi insomma si è evoluto e quindi sembrerebbe che ormai non ci sia più questa emergenza e quindi si debba ripartire. Su questo siamo d'accordo, però obiettivamente faccio fatica, cioè io mi piacerebbe poter dire il contrario, però oggettivamente avendo anche praticato dello sport e giocato anche a pallone, so che se mi fermo 2 mesi non sono più quello di 2 mesi fa, sono un altro calciatore, cioè non so come spiegarlo, sarebbe falsato il campionato, obiettivamente.
Ma guarda qua poi la penso così, poi chiaramente se rinizia domani sono l'uomo più felice di questo mondo. questo è sicuro. Sì. Non sono d'accordo. Aspetta. Sto facendo un'analisi cercando di non lasciarmi trasportare dall'aspetto tifoso, insomma. Ok, aspetta un attimo che... Per rispondere ad Antonello, oggi la Regione Lombardia ha pubblicato 348 ricoveri in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Hai sentito? Chi l'ha detto? La Regione Lombardia. Sì, ma le fonti, quali sono le fonti? Il sito della Regione Lombardia ha pubblicato esattamente 5.428 casi rispetto ai 5.535 di ieri, quindi leggermente in calo i ricoveri in ospedale, in aumento invece però quelli ricoverati in terapia intensiva, 348 oggi più 18 rispetto a ieri. Sono tantissimi, C'è qualcuno che sta mente. Allora c'è qualcuno che mente. Aspetta. Perché Zangrillo ieri al San Raffaele, il suo ospedale, non ha una persona in terapia intensiva dal 12 di aprile. Dal 12 di aprile. Sto parlando di Zangrillo e non un piccolo paldino qualsiasi. Nel San Raffaele di Milano non c'è uno in terapia intensiva dal 12 di aprile. Quindi qualcuno sta mentendo. Se vogliamo aggiungere, questo è il bollettino nazionale. Ieri c'è stata la protezione civile che ha fatto una domanda spinta al governo di prorogare questo stato d'allarme fino agli altri 6 mesi, fino a gennaio 2021. Quindi diciamo che i dati anche che sono stati riportati, alcuni dicono che siano un po' falsati, perché nel conteggio di questi coronavirus ci passano anche i casi sospetti. Quindi insomma, non lo so, io penso che dobbiamo riprendere a vivere, questo è scontato. Posso rispondere a Valentino? Sono convinto che riprendere un campionato dopo 2 mesi di inattività con questo stato, che poi sarebbero 3 perché il 14 giugno è lontano, insomma sarebbe un altro campionato, non sarebbe il campionato che abbiamo iniziato ad agosto del 2019. Michele, un attimo solo che ti vuol fare una domanda Antonello Sanna. La protezione civile, quando mi toglierà dagli schermi di tutte le televisioni la scritta donare alla protezione civile, ok? Allora potrà parlare, perché sono perfettamente d'accordo. Perché allora io tutto il mio pensiero va al fatto che tu puoi avere anche interessi a poter dire una cosa del genere e a prolungare fino a 6 mesi la protezione civile. Allora ci devi dire, ok, tutti a casa. Aspetta. Michele, purtroppo, per come è messa adesso la trasmissione, purtroppo devi far finire una persona e poi ricominci tu, perché io poi devo fare avanti e indietro col telefonino. Continua Antonello. Cioè io di questi enti qua sto iniziando anche a non fidarmi più, perché adesso iniziano ad esserci tanti di quegli interessi dietro che io cittadino italiano, da persona che in questo momento mi sento defraudato della mia libertà, del mio lavoro, no? Di quello che sono i miei introiti. La protezione civile vuole fare una cosa del genere, allora standosene a casa perché c'è l'allarme. Ma come si fa a fare una proposta del genere quando tutti i dati sono incontro come si dice? Tendenza. In controtendenza. Come si fa? Cioè, io non capisco queste cose. Cioè, non le capisco. Come quella pubblicità.
dei media, ascolta solo media assicurati, che sta passando tutti i giorni. Non so se l'avete vista, comunque di ascoltare solo i media certificati, secondo loro, i vari TGcom, Sky TG e sì. No, vabbè, non si ha mai che bisogna fare anche il regime su queste cose, vabbè, già avviene. Apro e chiudo parentesi e poi divento polemico. Ok. No, è proprio perché io non voglio ascoltare quei media lì, perché io mi sto informando attraverso altri canali e sto ascoltando le persone che sono dentro al problema, non le persone che poi decidono che tu devi stare a casa, che non ti puoi muovere, che non devi fare questo o che non devi fare quell'altro. Cioè, in Germania, per tornare alla Germania, anche lì non tutte le regioni hanno usato il lockdown. Molti hanno continuato a lavorare, a uscire, a vivere la vita normale. Invece qua hanno anche le regioni, ci sono l'80% dei paesi in Sardegna dove non c'è stato un positivo, l'80% dei paesi. Quindi Gianca, io chiudo con un pensiero che me ne devo andare anche io, che domani mattina sveglia presto. Vi dico solamente con uno spunto di riflessione, visto che Antonello ha toccato il tasto delle donazioni, perché poco a poco non guardiamo come negli ultimi 30 anni la politica italiana ha sventrato completamente quello che è l'apparato sanitario in Italia? Forse questo è quello che emerge realmente, che non siamo stati preparati a gestire una situazione del genere sotto l'aspetto sanitario. Io ti posso dire solamente che ho mia comare, pediatra, che lavora a Monza in ospedale, e ti dico che ogni giorno ha paura di non rientrare a casa sana, per dirti il casino che c'è nella gestione sanitaria. Purtroppo esatto, perché sta in prima linea sono quelli messi peggio. Veramente ecco perché ti dico al loro lavoro, per carità, guardate, devono solo stare zitti e essere grati a queste persone, che tra l'altro hanno iniziato a lavorare anche in condizioni comunque di totale confusione, assolutamente. Quindi hanno lavorato in totale pericolo. Guardate Sassari, Sassari, io non so quale sia il genio veramente della situazione, che ha fatto passare tutti quelli che sono arrivati con sospetto Covid dal pronto soccorso, quindi contagiando chiunque fosse lì in quel momento. Allora, non è andata proprio così a Sassari. Comunque, adesso poi un altro giorno ve lo spiegherò, ma non è andata proprio così. Un attimo solo che saluto Michele, volevi aggiungere qualcosa, Michele? Sì, no, volevo solo precisare che ho citato io non la penso assolutamente come Antonello e credo che che la situazione per quanto riguarda il coronavirus sia stata gestita molto male. Anche di più. E che ci siano tanti interessi dietro, che i vari non sono andati a parlare i medici in televisione, sono andati a parlare i curioni, adesso per fare qualche nome, eccetera, che sappiamo benissimo cosa rappresentano, però i medici, quelli tanto di cappello, che non avevano neanche il tempo di andare in televisione a parlare di coronavirus. Quindi, niente, era solo la mia, ho citato a livello governativo si vuole prorogare questa cosa, si vuole portare procrastinare. Chi è che sta muovendo qualcosa? No, Valentino si sta facendo il panino, sta aprendo l'affettato, sta aprendo la busta dell'affettato. Ok, grazie. Ringrazio Giancarlo che mi ha fatto partecipare. Scusate se magari ho usato male questa possibilità, nel senso che ho interrotto. Ma no, non devi dire no, neanche per scherzo, perché tu non potevi evidentemente partecipare in diretta video,
E niente, c'è sempre la possibilità in telefonica, quindi e ovviamente ti ringraziamo del tuo intervento, lo sai Michele, sei uno di casa, sei uno di casa. Era semplicemente perché ho fatto qualche commento e niente, volevo spiegare certo. la posizione. Tutti e speriamo di rivederci per parlare di calcio e per arrabbiarci se le cose vanno bene o per godere sempre di più, perché avremo un motivo di farlo. Comunque io mi auguro di aver soddisfatto il tuo disagio, come dicevi tu stasera. È andato benissimo, tra l'altro è andato tutto bene, perché non ho neanche la linea internet, perché ho fatto in tutto questo marasma, sono alle prese con un cambio di residenza e quindi mamma mia. Sono messo male, diciamo, però questa mezz'oretta faccio con voi, grazie. E a prestissimo. Grazie di tutto, Michele, fino alla morte. Un abbraccio. Speriamo di tornare presto alla nostra normalità, il prima possibile. Già. Non se ne può più e non ce lo possiamo neanche permettere, tra l'altro. Grazie ancora Michele, lo sai, uno di casa, quindi ho poche parole da aggiungere, ok? Saluto a tutti, ad Antonello e a Gibi e non so poi chi altro ci sia in linea, Massimo. C'è Massimiliano Fadda, sì. Ciao Michele. Ciao Miki. Un abbraccio grande a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Grazie Michele. Ok, allora, Michele Valentino Ricotta. Ma infatti io volevo farlo assolutamente partecipare perché dai commenti si capiva che era di vedute leggermente diverse, quindi però era giusto che si potesse anche lui esprimere. Ragazzi, io sono arrivato a un bel po', quasi 2 ore di trasmissione. Giacca, io ti saluto. Sì, anche io vado via adesso. Sì, anch'io quando la sigla non era semplice come argomento. Gibi, No. grazie di cuore, sei rimasto fino all'ultimo. L'ultimo degli admin, come si suol dire, non è l'ultimo dei moicani. Ma con questi capelli, guarda che... sei vicino al moicano. Mi sono tagliato, io mi sono spartiato, mi sono fatti i buchi di là. Guarda, Massi, non possiamo dire niente. Che stai benissimo, Gibi. Tu invece dovresti tagliarti la barba, ecco qua. No, sai che secondo me invece gli sta molto bene la barba. No, gli sta bene. Grazie Gibi, grazie. No, è bene, a parte che Di Gennaro oggi stava cantando a Domenica in diretta. Hai capito il signorino? 3 lavori. Ho visto il post che avete mandato su 3 lavori c'hai, signorino. Antonello, tu devi spiegarle queste cose che la gente ci crede. Penso la capoccia. Il nuovo maestro Mazza. Vessicchio. Buonanotte ragazzi, grazie. Grazie. Ciao allora. Massimiliano. Ciao Anto, buonanotte. Vi saluto anch'io, dai, è stato un piacere. No, tu mi puoi servire per il cappello di chiusura, lo sai. Quindi non devo andare. Come voi. Dai, ci salutiamo qua che poi se no veramente facciamo tardi, dai. Grazie a tutti. Veramente. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, è andata. Argomento non semplice, argomento sicuramente scottante, argomento chi vorrebbe il calcio, chi non lo vorrebbe, chi vede sicuramente diversamente le posizioni. Abbiamo capito che comunque c'è uno scontro anche di vedute, ma era inevitabile. Insomma, in Italia ancora c'è un po' di confusione, un po' di incertezza, ecco, usiamo questo termine. Io vi ringrazio, era appunto, come dicevo in apertura, era da tantissimo tempo che non ci si vedeva, dal 6 di aprile era il compleanno di Salotto.
Ci siamo ritrovati oggi, non eravamo in forma sbagliante, non eravamo tantissimissimissimi, come si suol dire, ma ci rifaremo. Speriamo di rifarci soprattutto nei post partita, che sono quelli che ci piacciono, sperando che ci ridiano il calcio sempre, comunque, e considerando gli aspetti della salute e gli aspetti delle cose importanti veramente della vita. Grazie a tutti, ci risentiremo, spero presto, perché se ci si dovesse rivedere, ci si rivedrà o nel post partita o comunque in un ipotetico inizio di calciomercato. Siamo ancora in una fase molto combattuta e un po' così, combattuta. Sicuramente questo è il termine adatto, come sono combattuti appunto a coloro che stanno decidendo il da farsi. Grazie ancora, ci risentiamo prestissimo, chissà, ripeto ancora, calciomercato oppure calcio giocato. L'importante è che ci si riveda tutti insieme, e vi ringrazio perché comunque eravamo un bel po' anche stasera. Grazie a tutti, degna conclusione ovviamente, forza Castello, sino alla morte. Grazie a tutti amici, grazie.